L'assessore regionale allo sviluppo economico e innovazione Roberto Marcato ha preso parte al convegno Nuove frontiere dell'energia organizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche a Padova. L'evento, che celebra anche il centenario del CNR, ha visto la partecipazione della presidente Maria Grazia Carrozza. Marcato ha ringraziato la presidente per aver scelto Padova come sede del convegno e ha elogiato la collaborazione tra la Regione Veneto e il CNR. Ha evidenziato l'importanza di far parte di un sistema e ha sottolineato la particolarità del tessuto imprenditoriale veneto, con il 97% delle imprese che contano meno di 9 dipendenti. Nonostante le dimensioni ridotte e le limitate risorse finanziarie, Marcato ha affermato che in Veneto si è sviluppata una rete di innovazione regionale per favorire la ricerca. L'assessore, illustrando i piani della Regione Veneto nel settore energetico, ha accennato alla preparazione di un nuovo piano energetico in cui ricerca e innovazione rappresentano il fulcro dell'intero processo. Il CNR, che fa parte del Comitato di indirizzo regionale per ricerca e innovazione, è un partner strategico, in particolare per le reti innovative regionali, in cui la ricerca e l'innovazione sono pilastri fondamentali. Nel settore dell'energia, la Regione sta puntando sul fotovoltaico e sull'idrogeno come elementi cruciali per il futuro energetico. Recentemente è stato attivato un bando per promuovere progetti e creare una Hydrogen Valley, sfruttando le risorse e le competenze presenti nella regione, come ad esempio a Porto Marghera, e collaborando con le università locali.